Cari nipoti e soprattutto caro zio Sergio di Carbonia, un saluto a tutti quanti. Oggi questo cielo si sta diradando dopo giornate di pioggia, ma approfittiamo di questo svelare di cielo per raccontare della leggenda che sta ritornando un po' in auge. Parliamo del Cavaliere di Baradili. Avete presente i cavalieri mascherati, no? Parlando di Zorro che mette la maschera, oppure Batman, l'eroe marveliano. No, non è affatto una leggenda. Questa leggenda è successa veramente nel 1800. L'eroe marveliano è esistito veramente e non è nato in America. L'abbiamo fatto noi! Sì, noi sardi abbiamo noi il vero Batman, ovvero Zuzzurrundetto de Baradili. Ci immergiamo veramente in questa leggenda, in questa storia antichissima, che per alcuni può sembrare una cavolata enorme, ma non lo era, per niente. Andiamo, tuffiamoci nel passato e vediamo di scoprire un pochino di questa storia. La leggenda inizia nel 1800, presumibilmente in un paese piccolissimo, conosciuto attualmente come il comune in Sardegna con il minor numero di abitanti, 75, Baradili. La Sardegna aveva a che fare con numerosi scontri fra fazioni locali e forze coloniali che non risparmiavano affatto la povera gente. In questo contesto pieno di travagli sorse quello che fu nominato il Cavaliere di Baradili. Di quest'uomo si sa poco, forse per scarsa memoria o forse per volere di qualcuno. Perché ricordiamocelo, in tutte le leggende c'è sempre un fondo di verità. Sempre. A causa di ingiustizie e corruzione da parte di potenti in auge al tempo, questo nobile ha perso la sua famiglia per intero e i suoi titoli nobiliari gli furono tolti. Questo scatenò la voglia di vendetta, rabbia e giustizia. Si ispirò al pipistrello trovato per caso in una delle grotte sarde e si creò una doppia identità. Indossava un mantello nero e una maschera che ne nascondeva parte del volto e che evocava le vecchie storie locali. Era un esperto in strategia e usava trucchi non poco facili per difendere i deboli e punire gli arroganti. La popolazione lo considerava un eroe misterioso, giusto, incorruttibile, che non perdeva tempo a lanciarsi in difesa delle vittime di soprusi. Per i potenti era una spina nel fianco, impossibile da prendere, proprio per il fatto dell'abilità di muoversi al buio vestito di nero per confondersi nella notte, per la maschera che indossava con orecchie a punta e per la sua rapidità, venne soprannominato Zurrundetto, ovvero il pipistrello. Ma ora torniamo alla realtà. Sinceramente, a me piace pensare che ci sia davvero uno Zurrundetto, un pipistrello, che ci guarda dall'alto e con molta calma, nel buio della notte, protegge i nostri sogni e la nostra vita.